You ass! Come here, ass! Fuck! Dieci mocando! Io non sai che vi dico, ma mangiasse bello piatto di pasta e spaghetti con l'occhio e l'occhio. Che bello peperoncino. Ma dimmi una cosa, lo che Paolo, niente. Lo che Paolo non mi ha rotto i coglioni. Te la notte con gli Sì, allora sì. suoniamo. Suoniamo. Basta con tutte queste vacche in discoteca. Portatevi una vacca in macchina. Stamattina abbiamo qua un ragazzo a fianco a me, un ragazzo che ha sofferto moltissimo, armeno, il nonno è stato ucciso dalla mafia e No, stamattina parliamo di mafia e no, di scusi. racket, No, non come le scusi. altre volte. Oggi una cosa diversa, parliamo di mafia e di No, racket scusi, mio nonno. e del pizzo, e del pizzo. Posso dire Il una nonno cosa? di questo ragazzo ha pagato il pizzo, ha pagato 2 miliardi di pizzo. Posso dire una cosa? Dica. Scusi? Mio nonno Pubblicità. La tua festa non decolla? Scoppia in mano. Scoppia in mano, petardini da ballo. La scuola va male? Gli allegri scoppia in mano. Non se ne becca? Gli allegri scoppia in mano. Compra anche tu gli allegri scoppia in mano, i nuovi petardini da ballo. Pem! Eccoci tornati. Volevo dire una Questo- cosa per precisazione. Mio nonno non è stato ucciso dalla mafia, no, per rettifica. Allora diciamo che la mafia non esiste, diciamo che il No, racket no, è no. un'invenzione dei giornali, Ma nessuno diciamo ha che il pizzo non esiste, che nessuno lo paga. No, diciamo dico solo che mio nonno non è stato ucciso questo in questo ragazzo, caso. questo ragazzo è qua a parlarci di un problema che sta vivendo lui. Sì, dunque è un po' di tempo che insomma soffro molto a vedere insomma la violenza per strada. Questo ragazzo è stato intollera- stuprato da un poliziotto mafioso, Non diciamo. è assolutamente vero. Questo ma ragazzo cosa è sta stato dicendo? sodomizzato e adesso Ma da mettiamo chi? in sovrimpressione il nome, il cognome e l'indirizzo Ma di no! sto ragazzo che è stato sodomizzato Ma da, non è vero, da ma non mi ha un sodomizzato poliziotto nessuno. mafioso del racket, del pizzo, della mafia, Ma cosa del sta dicendo? poliziotto corrotto. E poi? E allora diciamo che la mafia non esiste, Ma diciamo non che il l'ho detto, racket però. non esiste. Ma scusi, ma se non mi lascia parlare? Va bene, di pure, veloce, No, niente che... pubblicità. Siamo tornati in studio. Volevo solo dire che Con mia questo mamma, ragazzo. per esempio, l'altro giorno è uscita. La mamma di questo ragazzo è uscita, è dica pure. andata a comprare il formaggio. E il salumiere ha stuprato la mamma di questo ragazzo. non è vero! Semplicemente perché non voleva pagare il pizzo. Ma Ed è cosa- stata questa povera donna che adesso vive da... Fate vedere una foto della mamma col chi gliel'ha nome data la e il foto alla cognome della mamma. Ma non è mia la via mamma dove quella lì, abita, ma ecco. cosa sta facendo? Questa è la Ma non mamma è di mia questo mamma. ragazzo, donna che è stata sodomizzata ripetutamente da un salumiere pizzoso, mafioso e racchettaro. E non Ma cosa sta dicendo? ce la faccio più a fare sto programma. Ma lei è perdona, pazzo. Ce la faccio più, non ci riesco. Mi scrivono delle cazzate gli autori.
Non lo so, c'ho dei mafiosi o delle casalinghe, non ci riesco più, non ce la faccio. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Now do you believe in rock and roll? And can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Orvieto, Narni, Terni, belle cittadine. Sì. Io qua ci passerei le giornate, Sono i miei Infatti- posti. Non per vantarmi, ma questi sono i miei posti, Ok. Sono posti, sai. Io sono uno legato alla natura, allo sport, non per vantarmi, ho avuto anche delle soddisfazioni, ecco. In sport. Certamente. Io sono stato campione nazionale, Di che? Bocce. Ah, di bocce? Sì, Ah, una bella specialità. serie condominiale, insomma. Che campionato del condominio. Del mio condominio ero più forte. Vabbè, grazie. Ero il campione nazionale di via d'Aquino 14. Cosa vuol dire? Che cosa stai dicendo? Sono campione ligure del mondo. Ma aspetti. Non per vantarmi, ma io con le bocce. Insomma, boccio, pallino, boccio. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. Set a course for Vedi, la cosa più importante in mezzo al mare, tra il capitano e il suo secondo c'è fiducia. È quella fiducia che ti permette, anche nei momenti di difficoltà, di superarli. Capisci? Quella fiducia. won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. It's love. Siamo vicino a Orvieto qua, Orvieto, c'ho dei ricordi. Sì, Oh, Che ricordi c'hai? No, sarà la solita roba. no, io a Orvieto ci ho fatto la resistenza, mio. Cavoli, la resistenza. Quanta resistenza abbiamo fatto. Avete in quel fatto la periodo. resistenza proprio a Orvieto. Sì. Ma cosa facevate? Trincea, imboscate? Si faceva la resistenza, Sì. resistenza si fa anche da seduti, insomma. In che senso, scusa? No, la resistenza che sappia io. Noi quel giorno lì... Come un giorno di No, resistenza? quel mese lì, quel periodo lì, la si fece in casa, la resistenza. Ma come in casa? Ah, cioè voi vi chiudevate in casa quando arrivavano i E tedeschi? non ci si muoveva, oh. Ma come si faceva la resistenza? Si pranzò per 30 giorni. Si pranzò per 30 giorni? A coniglio, alla cacciatora, dolce prima antipasto, vino, caffè, conto, grazie. E si doveva resistere, non si doveva allaccare. Ma come? Gente ossicava in mano, ragazzi. Ma come? Ma non è questa? La puzza di merda. Ma perché non è questa la resistenza? No. Ho resistito così tanto. Hai vinto? Hai vinto almeno? Ho vinto la mutanda d'oro, ho vinto. Mi sono calato nelle mutande e poi a un certo punto, se resisti oggi che ti resisti domani, da una parte tieni, dall'altra spiazzi.
qui, adesso andiamo verso il centro geografico d'Italia. Tu sai che c'è un ombelico del mondo e c'è anche un ombelico d'Italia, ovviamente. L'ombelico del mondo non sapevo che ci fosse. Linea lunga qua però, Noi dobbiamo trovare quello che c'è da salvare in Italia, no? Sì. Cioè venire un posto dove non c'è nessuno non è proprio la cosa più intelligente che potevamo fare. Mi dirai, cose intelligenti ne facciamo anche poco. Io ci penserei, a questa cosa, ci mediterei sopra, sai? Io ci mediterei sopra, perché... Sì, anche perché qua forse c'è qualcosa di... Infatti, secondo me, posso dirti una cosa? Sì. Secondo me il viandante lungo il cammino riposa e medita nel rispetto della natura. Mi è venuta così. Ah, sì? Boh. Hai meditato? Che sì. Qua dovrebbero esserci gli antichi resti dell'acquedotto Formina, quelli dell'età augustiana, quelle bocchette di accesso. Sembra strano proprio qua. Guarda che ti dico di... Aspetta. Qua deve esserci la rupe di Marculo. E chi è Marculo? È un leggendario eremita torturato e gettato appunto dalla rupe dal nobile romano Francesco Cenci per non aver voluto svelare dove si trovava il tesoro da lui sepolto appunto in questa zona qua. È successo da poco? Cioè, quando... Nel 1568, ma dico così. Però... Eccola qua. Buongiorno. Salve, buongiorno. Stavamo cercando, questo deve essere il centro d'Italia. Precisamente è il centro d'Italia questo qua. Il centro geografico d'Italia, finalmente ci siamo arrivati. L'ombelico d'Italia. L'ombelico d'Italia, vedo che voi su questo ombelico suonate. Sì, stiamo cercando di dare vibrazioni positive a questa nazione così bella e così naturale. Come si chiama questo? Si chiama didgeridoo. Ma questi li fai tu, no? Sì, questo è fatto di savina, che è un rovo che si trova nelle isole Baleari, e quella è un agave, che è una pianta grassa che ha una storia in quanto il fiore centrale nasce dopo 50, 60 o 70 anni. Tu questi qua dove li fai? Ho un laboratorio qui vicino al centro d'Italia e lì mi dedico a fare sculture e didgeridoo. Andiamo a provare a soffiarci dentro. Andiamo, che ti faccio provare, andiamo. Ok. Piling up on people, and I see brothers living off their friends. I see lovers cheating on their lover. The story never ends. Certo che anche questo tempo qua andare in giro in bici è difficile, E infatti vediamo che il gruppo... si è diradato. Vediamo Cacito Rodriguez che... Beh, almeno non ci sono i soliti stavolta, Cacito Rodriguez, insomma. Scalatore pazzo. E poi vediamo Bantoni vedi che non della Franken e la squadra tedesca. Nuovi, almeno nuovi. Fürlen e poi ancora vediamo il giovane Palippi, che maglia nera e ultimo ma oggi si sta dando da fare. E poi seguiamo ancora. Vedi, non ci sono quelli lì normali, non ci sono. Van Impe, Van Breckelen, Van Ilsen, Van Allen, Vandenberg e poi vediamo ancora Van Lindet, quello dei cioccolatini, e poi Van Calvin Klein, Van Pusten, Van Buster, Van Gogh, Van der Eycken, è un Van Luppenen, Van Peters, Van Peta, Van Recoba, Moratti e sua moglie.
questo è il tuo laboratorio, insomma. Sì, ragazzi, come vi dicevo prima, questo è il laboratorio dove io creo i didgeridoo. Adesso ci fai sentire qualcosa di speciale con il didgeridoo? Certo, quello che vi faccio sentire è una mia composizione che si chiama Don Quixote e la pazzia del mondo. Facciamo una piccola prova adesso a vedere. Sì, facciamola insieme. Allora. Guardiamo chi è il nevrotico dei due, dai. Secondo me non suoniamo nessuno dei due. Vabbè, insomma, Io guarda, suono da solo. Sì. Quindi ti faccio sentire solo. Ti voglio sentire quella cosa che Ti ringraziamo anche perché ci hai ospitato oggi qui, che insomma siamo nel centro dell'Italia. Anche voi mi avete regalato una giornata molto speciale. Molto bene. Grazie. Vi lascerò con un mio pezzo che si chiama Don Bizzarri e la follia di Nardi. Allora, sta puntata ci abbiamo tutto. Ci abbiamo i rubrichi. Mancano, vabbè, 2 culi. Dai, mettiamoceli, dai. Non ci posso mettere 2 culi. Ma stai bravo! Su, mettiamo. Dai, ma cosa fai? Ci metti un culo, dai, su. La televisione ha bisogno di vedere dei culi. Ma lascia stare. Ma cosa fai? Ma levati il culo! Ma cosa fai? Sto facendo. Ma non il tuo Ma no, comunque! facciamo. Ma anche se ascolto. fosse, non il tuo! Ci vuole dell'ascolto. Per fare ascolto ci vogliono dei culi. Ma si vuole della figa, se mai non il tuo di cu... Oh santa madonna. Vedi Paolo, la vita è un didgeridoo, lungo e storto. E vuoto dentro. Con l'anima però si riempie. Vabbè, allora ve la dite voi. Aia! È Cribio! Allora lo fa apposta! Mi ha fatto male! Scusi. Santa Madonna! Scusi, cosa... Dica! Cosa sta succedendo? Ma lui ha importunato mia cugina!
Ah sì? Sì. Ma qua voi risolvete le cose sempre così? Sono tanti anni che facciamo in questo modo. Ah, sì? Funziona. Scusi, ma qual è sua cugina esattamente? La mia cugina è quella al castello, la cassiera. La cassiera! Ah, belle gambe! Ragazzi, com'è sta storia che soffiate nei tubi? No, è uno strumento. Si chiama digeridoo. Vabbè. Come sta? No, prima io. Come state? Bene. Bene. Non mi chiedete come sto? L'abbiamo chiesto prima, scusi. Non facciamo i polemici. Ragazzi, ma state trovando qualcosa di buono? Sì, stiamo viaggiando un casino. È faticoso perché sono un sacco di posti, non dormiamo mai, siamo sempre in viaggio. Ma se siete sempre al ristorante, guardate che vi vedo. Ricordatevi che qua siamo tutti miracolati. Ah, vi lascio che c'è una telefonata. Chi è? E Sting. Ciao Stingone! Ma sai che quella del messaggio nella bottiglia era galattica? Probabilmente questo è l'ultimo messaggio che vi daremo. Questa macchina esploderà. Viaggiamo su un serbatoio di benzina che un giorno prenderà fuoco e ci salterà sotto il culo. Però vi abbiamo voluto bene e l'abbiamo fatto per voi a casa.